trasferimento come ponte per sviluppare competenze scientifiche all'interno del sistema industriale. Bruno, come chiudiamo queste sfide? Che cosa aggiungi in questo contesto? Niente, io volevo ricordare il lavoro fatto dalla comunità robotica italiana che attualmente si riconosce nell'Istituto di Robotica e Macchine Intelligenti, che è nata proprio per l'esigenza di avere un forum comune di una comunità che è incardinata su settori scientifico-disciplinari diversi a livello ministeriale. Abbiamo il ministro, sa bene di che cosa parlo. Giorgio, tu eri informatico da giovane? Sì. Bioingegnere, Paolo è bioingegnere, io sono automatico, Cecilia è bioingegnere, ci sono i meccanici, gli elettronici, gli elettrici, i misuristi, i sociologi, gli esperti di etica, di filosofia della scienza che si interessano di robotica. Bene, nell'ambito di IRIM io ho guidato il gruppo ministeriale del tavolo di robotica al quale hanno partecipato Paolo Fiorini, Antonio Bicchi, che è il presidente di IRIM e altri, e abbiamo evidenziato come la forte tecnologia abilitante di quelli che sono tutti gli scenari applicativi della robotica, sono sicuro che Cecilia li abbia ben messi in evidenza nella sua presentazione, è questa delle cosiddette tecnologie dell'interazione. Con Antonio abbiamo anche scritto un commento su Nature Italy a questo proposito, cioè se noi facciamo una riflessione, negli ultimi 20-30 anni c'è stato un boom, cioè un gradiente, per utilizzare una terminologia a me familiare, di grosso sviluppo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, parliamo di ICT. Bene, dove vado a vedere le intersezioni tra la robotica e l'intelligenza artificiale? Proprio nella dimensione fisica. E infatti nella comunità scientifica la robotica viene definita come la connessione intelligente tra percezione e azione. Quindi noi troviamo la stessa intelligenza, la stessa percezione come in tutti gli algoritmi di intelligenza artificiale, ma oltre al gemello digitale, per utilizzare una terminologia nota in campo informatico, troviamo anche il gemello fisico, ovvero l'azione fisica. E quindi a livello di IRIM, come comunità italiana, abbiamo declinato, abbiamo proposto alla comunità scientifica internazionale, questo proprio per ribadire un ruolo di leadership che abbiamo avuto con la roboetica, come citava Paolo poc'anzi, di tecnologia e interazione con l'acronimo IAT, dove la A è intenzionalmente in maiuscolo nella parola interazione per evidenziare l'importanza dell'azione fisica. E allora che cosa è avvenuto? È stato detto in parte dai miei colleghi, in questi ultimi anni c'è stato un forte spirito di contaminazione che ha ispirato questa comunità, nel senso che per interessarsi di robotica bisogna essere un pochettino esperti di tutto. Io ricordo sempre ai miei studenti un episodio, io avevo un dottorando bravo al quale non potevo dare una seconda borsa di Ateneo. Lui andò a fare il dottorato di ricerca alla Carlos Terziero a Getafe. Lavorò su un problema di deambulazione di un bipede, di un umanoide. Sapete dove lavora lui? Nel Ferrari Racing Team, è uno degli ingegneri del paddock. Perché? Perché era bravo di suo. Sicuramente in Ferrari ci sono ottimi ingegneri meccanici, elettronici, elettrici, informatici, però lui aveva quegli aspetti di sistema integrato, di sistema embedded, che ne faceva una figura professionale unica. E noi in Italia siamo stati in grado di coltivare questi talenti. Bruno, abbiamo un minuto per raggiungere l'ultima sfida. L'ultima sfida, io ho avuto l'onore di scrivere il lemma della robotica per il nuovo dizionario enciclopedico della Treccani, in cui ho parlato dei 4 pillars della robotica, che sono la conoscenza, il design, l'interazione e l'impatto dei robot sulla nostra società. E ho chiuso questo lemma con una visione particolarmente ottimistica che secondo me, che in parte è stata già anticipata nell'intervento di Paolo, che secondo me grazie alla robotica noi stiamo transitando, stiamo puntando verso una nuova sorta di umanesimo tecnologico.
Cioè è grazie a questa tecnologia al servizio dell'umanità che miglioreremo in tutti i sensi la qualità della vita. Ecco, allora un ultimo giro di tavola, brevissimo, un minuto per tutti, stessa domanda: se riusciremo a vincere queste sfide e saremo alla frontiera della robotica, come sarà questa robotica? Che immagini avrà? Che applicazioni avremo? Un esempio per ciascuno, partendo da te Paolo, un minuto. Per esempio è Society 5.0 del Giappone, ma anche progetti di nuove città in cui ci sarà 1 milione di abitanti e 100.000 robot, cioè, che serviranno a tutto. Allora la domanda, io questo vedo perché le tecnologie le abbiamo, i miei colleghi l'hanno ribadito, sappiamo farli questi robot, non tutto ovviamente, ma potremmo farli. Secondo me quello che potrebbe essere molto utile per raggiungere questo in modo consapevole e vincente, non vogliamo essere quelli che comprano i robot fatti da altri. Per esempio un ruolo centrale tipo pre-commercial procurement. Cioè, secondo me, anziché puntare solo alla technology push, perché non puntare a un market pool anche di tipo pubblico? Cioè lanciare delle grandi iniziative che tirino la tecnologia e le imprese verso l'applicazione. Ottimo, grazie. Tipo alta velocità, per esempio, certo. no? È stato fatto in Italia. Grazie Paolo. Bruno, un'immagine di come sarà la robotica alla sua frontiera, un'applicazione. Il mio sogno è che diciamo, il concetto di personal Bill Gates nel 2006 scrisse A Robot in Every Home su Scientific American. Bene, il mio sogno è che ci sia una tecnologia pervasiva come questi strumenti. Io quest'anno ho avuto i millennials in classe per la prima volta e in realtà ci stiamo già muovendo verso questo sogno. Cito un esempio di un amico e un collega che stimo tanto, Nicola Vitiello, Scuola Superiore Sant'Anna, con Juvo, la sua startup e finanziata da Comao e Ossur, hanno sviluppato Mate, un esoscheletro. Questa apparecchiatura costa, se non erro Paolo, 5.000 euro. Sì. E allora siamo probabilmente vicino ad avere uno strumento che possa essere appetibile e che, pur essendo nato per l'assistenza delle persone che hanno bisogno di un aiuto sensomotorio, ora viene utilizzato dai facchini, dai tecnici, dagli operai, per ridurre il rischio di disturbi muscolo-scheletrico. Ecco, questo a mio avviso è un modello che noi dovremmo perseguire per raggiungere questo sogno di A Robot in Every Home, che Bill Gates ebbe a dire nel 2006. Grazie Bruno. Paolo Fiorini, la robotica alla sua frontiera. Sì, io mi occupo di robotica chirurgica, quindi vedrei l'applicazione della medicina e della chirurgia, quindi si parla sempre di salute digitale, ma la salute digitale se non termina nel robot non finisce nella diagnosi, un programma non fa un buon massaggio, ci deve essere un robot che interagisce con la persona e quindi per vincere questa sfida io proporrei di affrontare il problema del costo delle macchine, perché adesso c'è proprio una robotic divide, come c'era prima una volta il digital divide, adesso addirittura anche nei paesi più evoluti molti ospedali non si possono permettere le tecnologie robotiche perché sono troppo costose. Quindi in Italia che abbiamo le tecnologie, siamo anche capaci di fare delle cose a costi ragionevoli, perché non investiamo, non andiamo nella direzione di macchine mediche, chirurgiche, accessibili alla più grande massa possibile di persone. Grazie, robot chirurghi. Giorgio, a te l'ultima immagine di robotica alla sua frontiera. Sì. Mi piacerebbe dividere il problema in due step, anche temporali. Il primo, chiaramente, prossimo futuro, RoboHit, ma anche i progetti del PNRR diciamo, che hanno impatto sulla robotica. Ne abbiamo uno qui importante su questo territorio, si chiama RISE, comunque ne abbiamo già parlato. È un ecosistema di innovazione. È molto, molto interessante perché proprio consente di fare sinergia con RoboHit. Certo. Invece dal punto di vista più scientifico mi piacerebbe vedere robot realizzati con nuovi materiali, quindi così l'immagine che ho è robot che cade e non si rompe, perché sfortunatamente quello che abbiamo adesso sono robot che in situazioni di poca interazione funzionano benissimo, non si rompono, ma quelli che devono interagire con noi e con l'ambiente in generale, quando c'è un imprevisto succedono disastri. E poi chiaramente la parte dell'intelligenza di queste macchine, quindi intelligenza artificiale
ovunque per rendere i robot più autonomi. Fermo rimanendo quello che hanno detto i miei colleghi, che sono cose assolutamente corrette, per cui questo è un di più, è un aspetto un pochino più tecnologico dove mi piacerebbe vedere la robotica. Bene, allora ringraziamo Giorgio Metta, Bruno Siciliano, Paolo Fiorini e Paolo Dario, sono anche parte del comitato scientifico di RoboIT. Grazie per i vostri contributi.